Buon pomeriggio, buon fine settimana, ben trovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, il nostro approfondimento, il punto. Anche oggi, insomma, tanta carne al fuoco, tanti argomenti su cui dibattere, la politica internazionale che insomma in questi giorni sta catalizzando l'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa, dei cronisti, anche nostra, insomma, per tutto quello che sta succedendo. Ma poi cosa sta avvenendo nella regione siciliana con questo scandalo della sanità partito da Trapani e che riapre poi tante finestre, scopre, scoperchia alcuni vasi di Pandora. Insomma, cercheremo di capirlo all'interno della nostra trasmissione di oggi e poi ci occuperemo di un tema che è trasversale, che riguarda tutti, il caro vita, il caro prezzi. Tutti noi siamo costretti oggi a fare i conti con le bollette che aumentano, gli alimentari che costano di più, insomma è ogni giorno una lotta, insomma, contro il pallottoliere, contro la calcolatrice per risparmiare qualche euro per andare avanti. Lo fanno tutti, ovviamente. C'è chi non se ne accorge, ma c'è chi, come la fascia di povertà che è sempre in aumento in questo paese, che ovviamente combatte, dicevo, ogni giorno contro la povertà. E allora di tutto questo ci occuperemo oggi, ma nell'anteprima, come sempre, il racconto della settimana, un racconto della settimana intenso, soprattutto dal punto di vista della geopolitica, della politica internazionale. Lo facciamo con Totò Calì. Ciao Totò! Ciao, buongiorno a tutti. Tu come va? Con le bollette? Con le bollette come va? Va come con gli altri. Aumenta tutto, va. No? Sì, sì. Tu No, li hai notati questi aumenti o no? Devo dire, non eccessivamente, però forse nella prossima bolletta. Adesso non voglio Vabbè, insomma, buttarmi la zappa sui piedi, insomma. Ci sono, guarda, segui la trasmissione e poi ti accorgerai come e quanto sono aumentati, quanto è aumentato tutto davvero in maniera esponenziale. E poi parleremo ovviamente dello scandalo. Adesso aumenteranno anche le armi. Aumenteranno anche le armi, sì, nel numero e insomma nei costi, che costano tanto. Allora andiamo a vedere le vignette di Totò di questa settimana. Devo dire che è da un po' che non mi occupo di Sicilia, di problemi nostri, perché la politica internazionale ormai ti ha appassionato? Preso la scena. No, mi ha appassionato, insomma, però è chiaro che la situazione geopolitica sta mutando e quindi è giusto attenzionarla un po'. Vai, vignette, andiamo avanti con la prima vignetta. Intanto partiamo con la Meloni che insomma ha fatto questa sua riflessione alla Camera sul manifesto di Ventotene. Ci sono state tante reazioni e lei dice: era meglio che lo tenevo per me quello che pensavo di Ventotene, guardando un manifesto che forse le è più vicino, che insomma il nemico ti ascolta, e ognuno ha i suoi manifesti, insomma. Tu l'hai letto il manifesto di Ventotene, no? Cioè, sai, ovviamente. Ma qualcosina, sì. Qualcosina, l'inizio, insomma. Ma no, soprattutto chi l'ha scritto, poveracci, insomma, che hanno Andiamo, prossima vignetta, il mondo di Rubik. Che vuol dire? È perché c'è questo cambiamento geopolitico che non si comprende più questo gioco di potere come andrà a finire, perché poi alla fine è di quello che stiamo parlando, e quindi tutto sta cambiando e il mondo sembra appunto un cubo di Rubik dove devi cercare di incastrare tutte di le mettere caselle, le tessere, le caselle, ognuno al proprio posto. Insomma, molto riflessiva questa è una vignetta, insomma, da Jung, da Freud, insomma. Allora, la telefonata, sta telefonata che ha catalizzato arriviamo alla telefonata. Sta telefonata. Mi ricorda un po' una pubblicità vecchia, ti ricordi la SIP, quando c'erano le pubblicità, la telefonata. E allora, questa telefonata tra chi? Tra Trump e Putin, no? Questa che è? Direi Putin, direi. Allora, c'è la telefonata tra Trump e Putin e il filo che lega questi due personaggi. Ci sono impiccati la Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, quella che ha voluto il Rearm Europe, e quello immagino sia Zelensky, ovviamente. Con la maglietta dell'Ucraina. Appesi a un filo del telefono. A un filo del telefono. Prossima vignetta.
prossima Sempre la vignetta è telefonata. sempre sulla... La lunga sì, questa è un po' telefonata, più un'ora e mezza. goliardica. E quindi c'è Trump che dice: senti questa, ci sono un francese, un tedesco e un italiano. È lui che risponde, Putin. Un'altra barzelletta sull'Unione Europea, mi fai morire. Mi fai morire dico, alla romana. Proprio. Allora, come per Putin. dire, insomma, conta poco questa Unione Europea. Mi per fai loro. morire. Andiamo, prossima vignetta. Non puoi morire. Questa è proprio Allora, la domanda che si fanno tutti. questa è la domanda che si fa tutti. Papà, l'Italia sta con Trump o con l'Unione Europea? L'Italia è come i bravi bambini, dove la mettono sta? Visto che siamo, che popolo diligente. Abbiamo l'ultima, credo, no? Popolo dirigente. Abbiamo l'ultima. L'ultima è sulla Commissione europea. No, sul Consiglio europeo c'è stato il Consiglio europeo. Sì, c'è stato il Consiglio europeo per il riarmo, infatti come si può vedere si sono messi d'accordo subito. Il più simpatico, non so chi dovrebbe essere, è quello in basso col vestito verde che dà un calcio del sedere a quello davanti. Quello è più... a quello davanti. Vabbè, è un caos totale. Un caos totale nel Consiglio d'Europa. Allora, complimenti Totò, la prossima settimana insomma torniamo un po' in Sicilia, voliamo un po' più basso così. Speriamo. Sì, non dipende da te, ma ovviamente da quello che ti forniscono. No, ne avevo fatta una che uscirà domani, la posso solo commentare. Vai. È sui fondi dell'Unione Europea alla Sicilia, che verranno utilizzati per fare i carretti armati. I carretti armati, quindi con i cannoni questi qua. Va bene, allora Totò, ci vediamo la prossima settimana, grazie per essere stato con noi, buon fine settimana anche a te. Buona continuazione. E noi continuiamo subito dopo la sigla, insomma, con tanti ospiti, vi presenterò gli ospiti, insomma oggi ve l'ho detto, argomenti importanti, il caro vita, la sanità con il riferimento allo scandalo dell'ASP di Trapani e poi tutto quello che è successo, le polemiche politiche, la politica spaccata sul manifesto di Ventotene che abbiamo visto anche nelle vignette di Totò, ma anche sulla posizione del nostro paese rispetto al Rearm Europe. Sigla e poi cominciamo il dibattito. Allora, di nuovo ben trovati, dopo le vignette di Totò Calì, dopo la sigla entriamo nel vivo del nostro dibattito. Avete visto tutte vignette dedicate alla crisi diplomatica internazionale, insomma Trump, Putin, Zalewski, la von der Leyen e dunque insomma una parte del nostro dibattito sarà dedicato anche ai temi dell'Europa. E allora vi presento subito gli ospiti. Alla mia destra l'avvocato Raffaele Stancanelli, europarlamentare della Lega. Cioè, ogni tanto iniziamo. Buonasera, della Lega, eletto con la Lega all'ultima elezione europee. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola. Coordinatore regionale, non so dire capogruppo. Coordinatore regionale. Un saluto a tutti i telespettatori. Coordinatore. Cambiate troppo le cose. In questi partiti vi cambiate troppo le cose. Vediamo. Allora, questo è difficilissimo. Allora, la senatrice Daphne Musolino, oggi senatrice di Italia Viva. E non andiamo oltre, per amore della pace, diciamo così. Benvenuta senatrice Musolino. In collegamento Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d'Italia. Benvenuto Giuseppe Bica, per la prima volta con noi tra l'altro. Buonasera, sì. Benvenuto, da Trapani, eletto nella circoscrizione di Trapani, nel collegio di Trapani. Saluto Nino Oddo, vicepresidente nazionale del Partito Socialista Italiano, è a Napoli in questo momento. Onorevole Oddo, vecchia conoscenza della politica siciliana, già parlamentare e regionale. Come sta, onorevole Oddo? Diciamo non sto male, ho qualche problema oncologico, come la stampa ha diffuso, ma appartengo a coloro che si difendono e tengono duro. Adesso ne parleremo. Sono qua a Napoli a questo congresso, quindi. Adesso ci racconterà tutto, perché ogni tanto le perdiamo di vista questi socialisti, poi compaiono, insomma, e ce li facciamo raccontare anche la storia del Partito Socialista Italiano, storico partito della democrazia, insomma, dell'arco parlamentare italiano. Allora, saluto anche Gianluca Manenti, presidente di Commercio Sicilia. Benvenuto Manenti.
Grazie a voi. Allora, perché ci sono tutti questi ospiti, tutti diversi? Insomma, perché oggi parleremo di tante cose, parleremo di Europa ovviamente, tutto quello che sta succedendo, commenteremo anche le ultime vicende politiche, ma parleremo ovviamente dello scandalo dell'ASP di Trapani, i referti consegnati in ritardo, 3.300 referti che non avevano più insomma, padrone in qualche modo, sono stati evidenziati 206 casi positivi su questi 3.300 referti, casi positivi ovviamente che in questo caso non significa una diagnosi benevola. Una di queste vittime di mala sanità a Trapani ce l'abbiamo proprio oggi in trasmissione, che è l'onorevole Oddo, come abbiamo visto e come ci ha detto lui stesso. E poi parleremo ovviamente, ed ecco perché c'è anche il presidente di Confcommercio con noi, il presidente di Confcommercio Sicilia, parleremo dell'aumento delle bollette che stanno praticamente impennando i costi in questo 2025. Quindi tanti argomenti. Io partirei però subito dalla questione di Trapani, perché è quella diciamo più calda, più impellente. Sentite, ieri c'è stata in Sicilia la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è venuta in Sicilia per partecipare alla manifestazione di Libera, la marcia contro le mafie, nella giornata contro le mafie. Sentite cosa ha detto proprio sull'ASP di Trapani Elly Schlein. Vergogna assoluta che ci siano persone malate oncologiche che non hanno avuto il referto per dei mesi e nel frattempo hanno peggiorato le proprie condizioni, sviluppato metastasi. È una vergogna assoluta. Non lo si può tollerare, bisogna che l'investimento nella sanità pubblica aumenti, questo in Sicilia che ne ha fortemente bisogno. Manca personale nei reparti, bisogna assumere nuovi medici e infermieri nei reparti. Noi abbiamo indicato al governo dove trovare 5 miliardi in più per la sanità pubblica, ma a questo governo non interessa la sanità pubblica, anzi sul decreto in discussione sulle prestazioni sanitarie si vede chiaramente cosa questa destra vuole fare della sanità pubblica italiana, perché hanno deciso che le rette per le persone non autosufficienti le vogliono scaricare sulle famiglie e sui comuni. Hanno deciso in quello stesso testo di inserire un emendamento che apre alle assicurazioni private. Gli italiani devono sapere che il governo Meloni continua a mentire dicendo di aver fatto il più grande investimento della storia nella sanità pubblica e invece tagliano, e la loro vera idea emerge in quegli emendamenti: smantellare la sanità pubblica e magari portarci verso le assicurazioni private. Noi non lo accetteremo, siamo vicini naturalmente alle persone che hanno subito questa ingiustizia e anche i nostri deputati regionali e nazionali sono al lavoro per fare piena luce e chiarezze perché sia fatta anche giustizia su questo. E questa era Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Il riferimento proprio a questi casi di Trapani è diventato un caso nazionale, lo dico ovviamente, i nostri ospiti lo sanno, è diventato un caso nazionale perché in Sicilia sono arrivati gli ispettori del governo Meloni dopo l'ispezione del governo Schifani, quindi della regione, in un caso che è diventato non solo un caso di mala sanità, quella di Trapani, ma è diventato anche un caso politico. Intanto la testimonianza. Onorevole Oddo, allora ci racconti, lei che è di Trapani, che sta vivendo sulla sua pelle questi ritardi, che cosa è successo? È successo che c'è stato un problema che non è nato ieri purtroppo, un problema che è nato da circa un paio d'anni, che è andato sempre più aggravandosi. C'è una carenza di personale, è evidente, che ha portato a determinare i dati che la Schlein poco fa sciorinava, cioè oltre 3.000 biopsie sostanzialmente in attesa di essere citate. Ora, il fattore tempo per i malati oncologici sappiamo tutti che è determinante, quindi ritardare di 7-8 mesi la diagnosi di un tumore fa la differenza fra la vita e la morte. Io sono stato uno di questi 3.000 in sostanza, faccio parte di coloro a cui è finita bene, perché ho fatto una biopsia al colon nell'autunno del 2024 per un ipotetici sospetto oncologico. Io purtroppo ho avuto già asportato un tumore 15 mesi fa in un'altra parte del corpo. Ebbene, se la biopsia avesse rilevato una presenza cancerogena al colon, io oggi sarei un uomo morto già, se me l'avesse avuto diagnosticato a 7-8 mesi dalla sua insorgenza. Potete capire che questo è avvenuto
per oltre 200 degenti. Ci vorranno mesi, forse anni, per sapere quanti morti sono riconducibili a questo caso di malasanità. E purtroppo, onorevole Oddo, qualcuno già, diciamo, non c'è più. Qualcuno già non c'è più, qualcuno già ovviamente. Alcuni già sono morti, ma a molti anni lo sapremo nei prossimi mesi. Ora, la malasanità in Sicilia, singoli casi, li aveva anche registrati in passato, ma mai di queste dimensioni. Credo che questo sia storicamente il caso di malasanità dimensionalmente più grosso che abbiamo registrato in Sicilia nella storia della sanità pubblica, perché qui parliamo che potrebbero essere anche centinaia i decessi riconducibili a una malasanità. Ora il problema, ci sono state le ispezioni, il problema è capire evidentemente le responsabilità. A mio parere, e credo si evince anche dalle ispezioni sia degli ispettori dell'assessorato che da quelli del Ministero, c'è una sottovalutazione complessiva che da Trapani va a Palermo. Nessuno cerca qui un capro espiatorio o una sola testa da abbattere, ma è evidente che occorre che si assumano delle decisioni opportune, conseguenziali alle ispezioni, delle responsabilità che vengono attribuite, e chi deve pagare paghi. Lo dobbiamo moralmente alle famiglie di queste persone che hanno già perso la vita e che probabilmente la perderanno nei prossimi mesi, ma lo dobbiamo anche perché moralmente dobbiamo dare un segnale forte rispetto a una vicenda di questa gravità che, come voi avete evidenziato, è una vicenda ormai di assoluto rilievo nazionale. Dobbiamo imparare, lo dico ora da politico, mi spoglio da malato e assumo il vestito del politico. Dobbiamo imparare che noi dobbiamo dare, io non mi scandalizzo che vi siano, che un manager abbia una tessera di partito, occorre però che le scelte siano qualificate. Aspetti Oddo, perché adesso entriamo nella questione politica. Aspetti un attimo Oddo, adesso c'entriamo, lei ascolti e entri nel... Prego. Me la faccia fare, concludo una battuta. Circa 20 anni fa, io ero giovane deputato, il governo Cuffaro varò una legge che prevedeva che gli ex deputati potevano fare il direttore generale delle ASP. Non una proposta di legge, una legge che fu approvata dal Parlamento regionale siciliano. Ebbene, fu impugnata perché evidentemente era una legge inaccettabile. Ebbene, dopo 20 anni, ora sono i portaborse dei deputati che possono fare il direttore generale. Siamo andati molto più indietro rispetto a 20 anni fa. Allora, il tema è esattamente quello che ha centrato l'onorevole Oddo, intanto che ringrazio per averci messo la faccia, ce la sta mettendo da un po' di giorni, da quando questo scandalo è stato sollevato. Tra l'altro lui è stato uno dei primi a sollevare questo scandalo, e quindi ci auguriamo, insomma, che per lei e per i tanti malati si possa concludere nel modo migliore possibile. Però il tema è diventato poi un tema politico. Allora io coinvolgo subito l'onorevole Giuseppe Bica, che è di Trapani, e bisogna fare una premessa qui, perché insomma qui sotto accusa ovviamente in questo momento c'è l'attuale manager dell'ASP di Trapani, che è un manager indicato da Fratelli d'Italia, il partito che rappresenta Giuseppe Bica, ma nelle relazioni, almeno in quella diciamo degli ispettori regionali, le responsabilità si evince, sono condivise, perché insomma appartengono a un periodo di tempo, a un lasso di tempo che è quello di 2 anni, nel quale appunto ci si è allungati per queste famose nomine della sanità, no Bica? E questo un po' il tema, quindi la politica perde tempo nel nominare i manager, fare tutto quello che bisogna fare per assegnarli alle ASP di competenza. Quando si prende in carico l'ASP alla quale si è assegnati, ovviamente bisogna subito prendere in carico tutto il lavoro e si perde ovviamente del tempo. Quindi un interregno fisiologico che in questo caso però è stato determinante per far scoppiare questo caso. Bica, a lei. Sì, ma il caso è scoppiato non solo per i tempi che si sono allungati nelle scelte del manager, e così come le scelte che riguardano un po' la leadership, in questo caso dell'ASP di Trapani. È tutto un sistema che secondo me ha bisogno di essere monitorato e controllato, perché a me sembra alquanto strano che per esempio quando si è insediato il Ferdinando Croce, esattamente un anno fa, credo a febbraio del 2024,
non gli fosse stato già trasferito nelle consegne questo fatto grave, e quindi lo stesso manager non è venuto a saperlo immediatamente del problema gravissimo che è diventato un caso nazionale. Lo viene a sapere nel mese di luglio e subito si attiva, non solo informando l'assessorato, chiedendo autorizzazioni per esternalizzare alcuni servizi, coinvolgendo alcuni ospedali, molti dei quali non hanno risposto nell'immediato, e quindi diciamo, i ritardi sono accavallati in maniera gravissima uno sull'altro. Io direi che è caso di attendere anche la relazione degli ispettori nazionali del Ministero della Salute per capire e comprendere meglio, perché sono sempre dell'opinione che la classe dirigente deve assumere responsabilità, e nell'assumere responsabilità si ha ovviamente delle colpe, è giusto pure che ne paghi le conseguenze, però non vorrei che il caso diventasse un accanimento per trovare il capro espiatorio sull'argomento, perché come ho detto il manager attuale è arrivato appena un anno fa, ed è 6 mesi fa che ha preso contezza della problematica sulla quale si è immediatamente attivato. Probabilmente non ha, posso dire io, questo lo dovrebbe dire lui, non ha percepito magari la gravità della tematica, poteva che è già grave, però, no? Cioè, nel senso... No, ma guarda, dopo che ha avvertito l'assessorato chiedendo delle autorizzazioni pure per andare avanti, l'unica cosa, poteva chiamare il presidente della regione, come è accaduto in seguito, per far sì che diciamo, si attivasse un po' tutta la Sicilia, per come è avvenuto, per porre rimedio a questa emergenza. Tutto qua. Allora, voglio intervenire sul caso Nuccio Di Paola, la senatrice Musolino, ha sentito però Nino Oddo, diciamo, in questo caso diciamo, ha volato un po' più alto, no? Ha detto, dice, guardate, non è possibile che però a capo delle ASP, insomma, è il criterio in generale sbagliato, perché non è possibile che a capo delle ASP si mettano politici in qualche modo di professione, anzi lui ha detto portaborse dei politici. Questo è, diciamo, il racconto dell'attualità. Bica, allora senta anche cosa hanno da dire. Prego. Dicevo, non è proprio così, perché i dirigenti sì, sono indicati dalla politica, ma devono prima far parte di un elenco nazionale, e devono, per entrare in questo elenco nazionale, avere un curriculum e una qualificazione specifica, quindi non è vero che sono presi così a caso. Sono presi. Io ricordo che non è, questo è il caso dell'ASP di Trapani, è il caso dello scandalo, però ci sono stati altri casi, l'ispezione del presidente Schifani all'ospedale Villa Sofia, insomma il 1° gennaio è un'altra testimonianza, insomma, di un altro manager di una struttura sanitaria che non ha funzionato bene. Allora, Musolino e poi Nuccio Di Paola. La verità è che di fronte a un caso così eclatante fare un gioco di rimpallo di responsabilità non è accettabile per i siciliani. Responsabilità sicuramente condivise su una catena di controlli che non ha funzionato tra l'ASP, il dirigente e l'assessorato. Questo non significa però tutti assolti, al contrario io direi veramente tutti colpevoli, con conseguenza rimozione di chi non si è dimostrato all'altezza del suo compito. Fare il dirigente non è un compito che vale per tutti. Se rimuovono Croce hanno risolto il problema? No, fin tanto che i criteri di nomina sono questi. Su questo noi abbiamo già appuntato già all'inizio la nostra attenzione, dicendo che erano nomine politiche, che molti di questi dirigenti non avevano i titoli per essere nominati. Lo stesso Croce, mi dispiace doverlo ricordare io, ma è così, ha le iscrizioni all'albo ma non aveva i 5 anni di pregressa esperienza in ruolo dirigenziale. E infatti tutte queste nomine, ricordiamo la storia, sono passate col silenzio assenso, non si è espressa la commissione sulle nomine, hanno fatto spirare il termine e da commissari straordinari nominati dall'allora assessore Volo si sono trasformati in dirigenti, ma nessuno ha eseguito il controllo. Perché? Perché evidentemente per qualcuno di loro non era tutto a posto, e questa è la situazione che si è verificata. Però ho la sensazione, non so se, diciamo, certamente, diciamo, chi è a capo di questa struttura ovviamente ha delle responsabilità, però Nuccio Di Paola, insomma, chi ha letto le carte, chi ha letto, insomma, e chi ha fotografato la vicenda, insomma, io credo che qui c'è, insomma, si può approfondire anche in altri termini. Voi l'avete fatto, insomma, voi avete scaricato direttamente la responsabilità a Schifani, al suo ex assessore Giovanna Volo. No, allora dico, io allargo poi a un certo punto le braccia, e penso che lo fanno tutti i telespettatori e i siciliani.
è un fatto di rispetto di quello che sta succedendo, che il manager Croce consegnasse già qualche giorno fa le dimissioni, cioè le dimissioni del manager Croce, che io ricordo, Luca, la cosa ancora più grave è che nel frattempo che lui fa il manager dell'ASP di Trapani è parallelamente e contemporaneamente assessore ai Giardini Naxos, assessore comunale ai Giardini Naxos, quindi mentre c'è una situazione di emergenza assoluta nell'ASP di Trapani, carenze enormi, va bene, il periodo non è solo l'ultimo anno, sono i 2 anni, 3 anni, quello che è. Arriva un manager che parallelamente fa l'assessore comunale al Giardini Naxos, quindi dovrebbe, a mio modo di vedere, ma secondo me tutti i siciliani la pensano così, fare a 24 ore su 24 il manager all'ASP di Trapani, e non lo ha fatto, perché se parallelamente ha un altro ruolo importante come assessore comunale a Giardini Naxos, già questa è una stortura, e noi abbiamo presentato un disegno di legge che spero diventi legge, perché ad oggi la legge glielo permette di fare queste cose. In Sicilia, purtroppo, perché noi non abbiamo recepito una norma nazionale, in Sicilia permette al manager, che è il leader, come diceva poco fa, di un'ASP, di fare parallelamente altri ruoli importanti, perché al di là della PEC, perché oggi io ascoltavo, leggevo in questi giorni, sì, c'è stata un'interlocuzione tra l'ASP di Trapani, l'assessorato, abbiamo mandato delle PEC. Beh, ma la PEC è quanto di più ufficiale si possa ma io da manager dell'ASP, Luca, se vedo questa situazione così emergenziale, se i numeri erano questi, ma andavo su tutti i giornali, prendevo qualunque TV, qualunque articolo, e so che sono stati spesi fondi all'ASP di Trapani per eventi e pubblicità, mi pare Couscous Festival e altri eventi. Prendevo i giornali, prendevo la TV e mi mettevo lì a sbattere i pugni, a dire: qua c'è un problema enorme, mi dovete aiutare, non la PEC e il silenzio assoluto. E oggi, ripeto, al di là della catena di errori, che sono convinto non riguarda solo ed esclusivamente il manager dell'ASP, perché Schifani, ahimè, non può dire solamente mi scuso con i siciliani, i manager li ha nominati questo governo, e se Fratelli d'Italia oggi, e mi dispiace qui per il collega Bighe, se oggi Fratelli d'Italia fa muro per non far dimettere il manager dell'ASP di Trapani, commettono un ulteriore errore nei confronti dei siciliani, perché oggi i siciliani devono sapere, e chiudo, Luca, perché questa vicenda è una vicenda che martedì andrà pure in aula, perché io sono convinto che l'Aula non andremo avanti noi nel proseguo dei lavori fin quando questa vicenda non verrà risolta. L'ASP di Palermo ad oggi è senza manager, perché il controllato è diventato controllore, perché l'assessore Faraoni era prima manager dell'ASP di Palermo, oggi l'ASP di Palermo non ha un manager, e se domani dovesse succedere un fatto simile a quello dell'ASP di Trapani, di chi sono le responsabilità, considerando che oggi è già passato, sono passate almeno 1 mese e mezzo o 2 mesi dalla nomina dell'assessore Faraoni, e l'ASP di Palermo, che gestisce una parte importantissima del bilancio sulla sanità, miliardi di euro ogni anno, è senza manager. E allora, Luca, diciamolo chiaramente, diciamolo chiaramente, c'è un problema che riguarda sia il manager che è stato scelto, perché ha gestito sicuramente non in maniera opportuna questa vicenda, c'è una questione di rispetto nei confronti dei siciliani, e poi c'è una politica regionale che ad oggi è immobile. Allora, Biga, si prepari la replica, perché insomma adesso tocca a lei, a Raffaele Stancanelli, pubblicità, e poi torniamo subito dopo. Rientriamo in diretta, io prima o poi registrerò un dietro le quinte, cioè un fuori onda, che è un'altra trasmissione ovviamente, nel quale poi si parla, cioè, ovviamente a ruota libera poi. Allora, Giuseppe Biga, onorevole Biga, ha sentito, no, le accuse, insomma, io non so se lei vuole fare una difesa di bandiera di Fratelli d'Italia o in realtà c'è una lettura che poi in qualche modo è un'altra lettura rispetto a quella degli ospiti di studio. No, guardi, Fratelli d'Italia non sta alzando il muro a difesa del dottore Ferdinando Croce. Fratelli d'Italia dice semplicemente: aspettiamo l'esito dell'ispezione, soprattutto di quella ministeriale, per comprendere meglio cosa sia accaduto, e su questo ovviamente avviare le decisioni, perché non mi pare corretto che sull'onda anche emotiva dei fatti gravissimi che sono accaduti si vada semplicemente a chiedere le dimissioni di Croce senza comprendere bene quello che sia accaduto. Ma già la relazione, scusi Biga, la relazione già degli ispettori regionali è abbastanza chiara, no? Cioè, nel senso, è abbastanza chiara. La relazione degli ispettori regionali riteniamo che abbia delle lacune, per cui in che merito, diciamo? Ma perché ci sono dei passaggi
dei passaggi poco chiari e soprattutto è concentrato tutto sull'attività di Croce e non su una vicenda complessiva che coinvolge sicuramente molte più figure. Quindi credo che l'ispezione nazionale sia più asettica nel territorio e quindi possa con più oggettività farci comprendere cosa è realmente accaduto e quali possono essere le responsabilità. E noi siamo favorevoli a che chi è responsabile comunque ne renda conto. Mica non è che c'è una partita politica anche qui su queste due ispezioni, cioè siccome gli ispettori li ha mandati Schifani, che diciamo almeno stando a quanto dice la stampa vuole rimuovere il manager Croce, allora il governo, in questo caso il ministro del governo Meloni, manda i suoi ispettori, così incrociamo insomma le due verità, ed è anche qui una partita. Non è che si sta giocando anche su questo? No, non penso che si stia giocando su questo. Ovviamente i fatti sono assolutamente gravi e si dovrà proprio perché sono gravi si dovrà capire, prima perché non accadono più e poi per poterci attrezzare affinché non possano accadere, perché oltretutto il problema non si risolve con la rimozione di Croce o di altri, si risolve semmai riuscendo a reinventare un po' il tema della sanità. Al collega Nuccio rispondo: il sistema della scelta dei manager dell'ASP non è un sistema che nasce oggi, nasceva anche prima, quando governava la sinistra, era la sinistra a scegliere manager secondo quelle che erano le regole del momento, così come le regole di adesso. Se vogliamo cambiare il sistema, io personalmente sono favorevole, e Fratelli d'Italia sono certo non ha difficoltà a dover cambiare le regole, ma le regole sono sempre state queste, anche quando governava la sinistra. Il tema c'è, deve essere affrontato. Il tema vero è invece che la sanità, soprattutto quella siciliana, per ora ha una gravissima carenza di medici e non se ne trovano, e questo poi è, come dire, il nodo vero da sciogliere, che dà grosso modo la percentuale più elevata di tutte le problematiche che ci sono, sia nel caso in argomento sia in generale su molte altre problematiche che ha la sanità siciliana. Stancarelli. Pensi che insomma, no, essere malato da Trapani, insomma, no, io innanzitutto io ho ascoltato con attenzione tutti, ma in modo particolare l'amico mio Nino Oddo, e devo sottoscrivere tutto quello che ha detto, anche perché lui è parte in causa, anzi ne approfitto dell'occasione per farti i migliori auguri di una guarigione. Allora, cosa voglio dire io? Che sia grave quello che è successo non possiamo non dirlo tutti, è chiaro, è chiarissimo. Prima di dire però la colpa è di questo o di quell'altro, il consiglio che mi permetto di dare, indipendentemente dalla politica, perché se tutto lo mettiamo in politica poi alla fine i risultati non si hanno quelli concreti, perché è di una gravità estrema, non 300 come io avevo letto la prima volta, ma 3.300 persone, è di una gravità estrema. C'è una relazione, ci sarà, immagino, c'è l'ispezione in corso del Ministero, ci sarà una relazione nel giro di pochissimi giorni. Non facciamo, ecco, io non sono abituato a dare all'untore immediatamente e fare la sentenza. Le sentenze poi si fanno in base agli atti, alle istruttorie, a tutto quello che è necessario. Per cui, fermo restando che è gravissimo quello che è successo, è gravissimo, e delle idee che mi sono fatto io, le responsabilità non sono di un singolo ma sono di tanti, di un sistema, io penso che la soluzione ci sarà nel giro di pochissimo, ci deve essere, perché se ai siciliani non diamo certezza che la sanità, che è uno dei pilastri dello Stato sociale, è una sanità che si occupa di coloro i quali hanno bisogno della sanità, cioè dei malati, noi in Sicilia non penso che abbiamo più diritto, la politica in genere, di poter dire nulla su nulla. Allora, il risultato aspettiamolo, io penso che nel giro di pochissimo l'ispezione ministeriale stanno lavorando, quindi dopo i lavori non diamo la croce su nessuno, vediamo e poi il governo regionale deve essere conseguente, mi rendo conto. Cioè, dice, cerchiamo un po' di responsabilizzarci tutti, perché è un tema molto grave. È un tema gravissimo, io ho ascoltato, io non sapevo che Nino apparteneva alla categoria dei soggetti passivi di questa vicenda, e quindi ecco perché mi sono allora, potete parlare tutti, c'è dibattito ovviamente. Mi sono rattristato, però voglio dire, attenzione, lo dico ai colleghi che con grande passione hanno detto le cose che hanno detto, che io condivido in larga parte, ci mancherebbe altro.
lasciamo da parte la passione politica e aspettiamo un passo avanti alle conseguenze dell'istruttoria che viene fatta. In base a questo poi le decisioni vanno prese indipendentemente da chi protegge chi. Su questo non penso ci sia un partito politico che possa proteggere se si accetta una responsabilità. Ecco, non ci credo, perché sarebbe Carachini fra l'altro. Oddo, prego. Interventi tutti, lo dico a tutti, interventi più veloci, prego, tutti quanti. Io ho parlato pochissimo. Ma sì, questa che io non ce l'avevo lei. Velocemente, il timore è un altro, è quello che si cerchi di diluire la responsabilità su una serie di soggetti per dire tutti colpevoli, nessuno colpevole, andiamo avanti così. Questo è il timore. Questo mi pare che sia difficile in questo caso. Perché quando si incomincia a dire non è soltanto l'ASP, era anche l'assessorato e poi non c'erano i medici, era il precedente dirigente che non se ne è occupato, incominciare a diluire significa in qualche modo fare ricadere la colpa un po' su tutti e dire che è il sistema colpevole e non le persone che avrebbero dovuto assumersi. Ma la mia domanda è, rimuovendo il manager, che è quello che poi insomma chiedono le opposizioni, è la soluzione? Secondo me no, dico. Infatti ti dico qual è la mia soluzione. Io ho presentato un'interrogazione al Senato dove ho chiesto al ministro Schillaci di valutare l'opportunità di nominare un commissario straordinario per la sanità in Sicilia, perché è evidente che il sistema non funziona. Commissariare tutto. È evidente che non funziona. Abbiamo già tutto commissariato. Ma non certamente non nominando sempre Schifani, però certamente non nominando sempre Schifani commissario, perché altrimenti finisce come tutti. No, però evidentemente ci vuole qualcun altro. Disse centro geologico Schifani. No, Schifani, chiaramente non Schifani. Facciamo imperatore. Faccio un'integrazione all'interrogazione e lo chiarisco prima che si corrano questo rischio. Vorrei contestualizzare questo problema. Vorrei contestualizzare questo problema. Io ho letto recentemente una statistica che mi ha lasciato attonito. Oggi vivere nel sud del paese, e quindi in particolare in Sicilia, significa avere un'aspettativa di vita di 18 mesi in meno rispetto a un cittadino del nord. È drammatico. Noi e qui siamo al netto dell'inquinamento industriale, che qui è ovviamente molto contenuto. Ora, che qui al sud noi abbiamo un'aspettativa di vita così notevolmente più bassa, è una statistica, un dato oggettivo, rispetto ai cittadini del nord, evidentemente è riconducibile esclusivamente alla sanità. Ora, in un momento nel quale prende consapevolezza sempre maggiore, io sono qui a un congresso, dicevo prima, sono al congresso nazionale del mio partito, in cui parliamo degli Stati Uniti d'Europa non più come un sogno, ma come un'ipotesi sulla quale la politica deve confrontarsi nei prossimi anni per le vicende internazionali che sappiamo. Ebbene, noi a questa Europa confederale che dovrebbe più o meno nascere, qua si parla di Ventotene, è diventato... noi in che posizione ci arriviamo? Come con la sanità del Burundi? Ci arriviamo con un livello della sanità del Burundi all'Europa confederale che sarà al centro del dibattito politico nei prossimi anni. Ecco, io auspico che la politica la politica siciliana pro quota, non ne faccio una questione di schieramento, prenda consapevolezza. Non è possibile che negli albi dei direttori generali ci si acceda con questa facilità. Non stiamo parlando di un po' più di responsabilità, mettere la gente negli assessorati. Stiamo parlando di affidare e la salute dei siciliani in mano a manager che non hanno esperienza. Luca, però allora Oddo, un attimo, sulla soluzione. Un attimo, devo dire una cosa. Oddo, lei però si deve stare fermo con questo telefono, perché sennò ci fa girare gli occhi. Cioè si deve mettere fermo, ecco, anche perché poi se si muove si vede male. Quindi stia fermo col telefono, poi può intervenire quando vuole. Io Luca, due soluzioni velocissime. La prima, tu hai fatto una domanda, ma rimuovendo il manager dell'ASP cambierebbe qualcosa? Sì, perché intanto diamo un messaggio che è lo stesso messaggio che ha lanciato il presidente Schifani qualche settimana fa, meritocrazia. Esatto. Tra l'altro ha pure dichiarato un anno fa il presidente Schifani che se questi manager non avessero risolto il problema delle liste d'attesa li rimuoveva tutti e ne prendeva altri. Quindi lanciamo un messaggio, meritocrazia, prima soluzione. Seconda soluzione, il discorso del sistema. Il sistema in sanità si migliora e i siciliani questo lo devono sapere se la politica fa delle scelte coraggiose, quindi visione,
che purtroppo né Fratelli d'Italia né questo governo regionale ad oggi ha. Se noi abbiamo pochi medici e poco personale sanitario, dobbiamo dire ai siciliani che purtroppo alcune strutture sanitarie devono essere chiuse, altre devono essere invece potenziate, perché altrimenti così continuiamo a portare avanti un sistema regionale sulla sanità che non regge, ce lo continuiamo a dire. Il problema, sai qual è, Luca? Che a breve ci saranno le prossime elezioni e la politica regionale, che ad oggi, ahimè, e mi dispiace chi diceva centro-sinistra, io non sono di sinistra, dico tra le altre cose, dico ma non è questo il punto. La politica dell'alternanza, il governo dell'alternanza è fondamentale, perché ad oggi questo governo di centrodestra, che è continuativo, è conseguenziale rispetto a Musumeci, perché non è che lo stanno affrontando adesso, c'era Musumeci prima, quindi a 7 anni che governano il sistema sanità, che è di competenza esclusivamente regionale. Allora io dico visione, la politica deve parlare chiaro ai siciliani e dire: questa struttura sanitaria va chiusa, quest'altra va potenziata, mettiamo una rete efficiente soprattutto sull'emergenza urgenza, perché se io mi sento male a Gela piuttosto che a Trapani di qualunque altro comune, questa è un'altra cosa però. Ma non funziona al momento il sistema emergenza urgenza. L'emergenza urgenza non funziona adesso, questo è un problema di referti istologici, non c'erano i medici, questo almeno dice la relazione. Ma perché non ci sono i medici? Perché se io ho 10 strutture sanitarie che fanno la stessa cosa in giro per la Sicilia e ho pochissimi medici, allora queste strutture devono diventare da 10, probabilmente devono diventare 7, ma la politica queste scelte non le fa, perché bene sembra accontentare allora, un attimo, tutti. Fatemi salutare Oddo che deve tornare al congresso, perché siamo in diretta al congresso del Partito Socialista Italiano. Oddo, dov'è? Ricollegatemi Oddo, per favore. Oddo, si ricolleghi, perché così la saluto, perché volevo fare 2 domande sul Partito Socialista. Al congresso che erano rimasti in pochi. Prego, dire che la rete ospedaliera siciliana per ora è sotto revisione all'Assemblea regionale. I manager hanno fatto delle proposte, la commissione competente ha già ascoltato le varie realtà territoriali, quindi si sta lavorando proprio per ridisegnare la rete sanitaria regionale. Che in commissione però, onorevole Biga, ancora non è arrivato nulla, significa che ci sono tavoli paralleli, e questo a me dispiace, perché se andiamo a rimodulare la rete sanitaria è una rete importantissima, penso che questo deve essere condiviso all'interno della commissione sanità e non in tavoli paralleli all'assessorato piuttosto che ai territori, perché altrimenti così non facciamo, come dire, un buon servizio ai siciliani. Quindi io questa modifica l'aspetto in commissione sanità prima possibile. Allora. Ma in commissione sanità sono già stati ricevuti tutti i manager della Sicilia che hanno esposto le tematiche, le problematiche, suggerendo già alcune indicazioni. È chiaro che la commissione discuterà in dettaglio quella che sarà la nuova visione della rete sanitaria regionale, che io condivido pienamente che deve essere rivista, nel senso proprio di avere il coraggio di chiudere i nosocomi che non sono adeguatamente operativi e soprattutto di impedire che ospedali vicini facciano la stessa cosa. Dobbiamo specializzare di più e fare cose distinte quando nello stesso territorio, altrimenti non ci sono le condizioni socio-economiche per mantenere ospedali tutti uguali. Se ne parla dalla riforma Russo del governo Lombardi, di modificare, rimodulare la rete ospedaliera, insomma c'è ovviamente chi è d'accordo, c'è chi no, andategli a dire a un sindaco che gli chiudete l'ospedale e vedete cosa succede, insomma, quindi qui ci vogliono delle scelte drastiche, probabilmente con la nuova riforma case di comunità, ospedali di comunità, tutti i centri sono collegati fra di loro facilmente. Allora ci dobbiamo fermare, una piccola pausa, dopodiché io non sono riuscito a salutare Oddo, mi dispiace che è tornato di corsa al congresso perché Stancarelli, insomma, non faccia facile, diciamo, ironia sul Partito Socialista, che tra l'altro dove sta? Nell'area dell'onorevole Musolino in questo momento, no? Partito Socialista abbiamo fatto Stati Uniti d'Europa alle europee del 2024. Ma chi è il leader degli Stati Uniti ecco d'Europa? Qua, Oddo, fermalo qua, l'abbiamo ritrovato. C'è un leader unitario. Oddo, eccolo qua. Allora, ci racconta un attimo, prima di andare in pubblicità. A Stancarelli ha fatto una battuta, ha detto, dice, è dovuto correre perché erano pochi al congresso. No, è una sala stracolma, c'è voglia di buona politica, e poi fra l'altro noi in Campania è una delle regioni in cui siamo particolarmente forti. Dibattiamo di questi Stati Uniti d'Europa in questo momento, noi ci abbiamo dedicato la nostra lista alle europee, non raggiungemmo il quorum, però questa battaglia dell'Europa confederale, come voi vedete, da Benigni alla Meloni a scendere, è diventata oggettivamente al centro del dibattito politico. Quindi lei è un europeista convinto, giusto Oddo?
Io sono un liberista federale e sono un federalista che, nel senso di mantenere l'identità nazionale, ma che alcune cose come la politica estera, come la difesa, come anche la politica economica devono essere unitarie. Credo che sia imprescindibile se l'Europa non vuole essere ridimensionata e marginalizzata in questo millennio. Secondo me questo è fondamentale, quindi dobbiamo ritornare allo spirito di Schuman, di De Gasperi, di quelli che dopo il secondo dopoguerra hanno disegnato questa Europa. Poi ci siamo un po' assopiti, va detto la verità. L'Europa ultimamente si occupava della lunghezza delle margherite o del della fagiolino, forma delle famoso melanzane. del fagiolino. Io credo che dovrà occuparsi della sicurezza del continente, di mantenere un welfare e di avere una politica estera unitaria e autorevole. Allora, Oddo, chi è attualmente il segretario del Partito Socialista Italiano? Il segretario è Enzo Maraio, che è un giovane quarantenne di Salerno. Stiamo cercando di passare a una nuova generazione, perché i valori rimangono, quelli socialisti li ritengo sempre attuali, fondamentali. Bisogna passare a una nuova classe dirigente, dobbiamo avere questa capacità di rinnovarci, cosa che la polica dimostra. Stancarelli, perché ride quando parla Oddo? Siete amici, quindi lo posso dire. Sorridevo con apprezzamento di quello che dice, ma non sono d'accordo per nulla con le cose questo, non è che bisogna mettersi per forza nei partiti, diciamo, che hanno sempre i grossi numeri. Se mi permette, voglio dire all'amico mio Nino Oddo che quello che ha detto lui è il contrario del federalismo, è proprio tutto l'opposto, perché io non sono per un'Europa federale, ma sono per un'Europa confederale, cioè la confederazione degli stati nazionali. Tu hai detto che dobbiamo tutelare gli interessi nazionali e sono d'accordo con te, ma i federalisti non vogliono questo, i federalisti vogliono dare tutta la sovranità a questa Europa che non è quella dei padri fondatori, perché come hai detto tu giustamente, come hai detto giustamente tu, Schuman, De Gasperi e Adenauer pensavano alla politica, a un'Europa delle patrie, dove le patrie rimanevano. Qua invece si sta facendo un'Europa soltanto economica che impone regole contro gli interessi delle nazioni. Ecco perché sorridevo con simpatia, io non sorrido mai quando altri dicono altre cose. Quindi oggi l'Europa si trova nella situazione disastrosa in cui si trova, speriamo che in questa legislatura le cose cambino, perché c'è stata una volontà superiore per cui dovevano decidere la vita degli italiani. Tu hai parlato del fagiolino, della margherita, ma io posso parlare di 100 altre cose. I pescatori sono considerati da questa Europa gli avvelenatori del mare, e tu sai che sia la provincia di Trapani che i pescatori, se avvelenano il mare, avvelenano il loro lavoro, gli agricoltori, gli avvelenatori della terra. Ecco, questa Europa federale non mi piace, non ci piace, non piace agli italiani. Insomma, credo siate d'accordo sui quindi io contenuti, sorridevo sulla definizione che hai dato. Se ne deve andare, Stancarelli sta salutando. Ciao, scusa, vattene perché hanno fatto l'appello. Quindi vi ringrazio per la solidarietà. Bravo. Allora, ciao. In bocca al lupo, Oddo, la risentiremo presto. Pubblicità e poi Manenti, la tazzina del caffè, la bolletta, il reddito di povertà, l'Europa, il reddito europeo di povertà, eccetera, eccetera. Tutto dopo la pubblicità. Allora eccoci qua, ci siamo, andiamo in pubblicità e il fuori onda, così adesso facciamo la pausa e rientriamo in diretta con la nostra trasmissione. Cioè io veramente, mamma mia, questa trasmissione, vabbè, è una trasmissione intensa, durante e fuori dalla pubblicità. Allora, Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia, adesso la interpello, ha sentito tutta la storia della sanità a Trapani, però adesso entriamo nei suoi temi, no? Il tema della povertà che aumenta in Sicilia, il tema di questo commercio che comincia a depauperizzarsi, quindi diventare più povero, e poi nei temi, insomma, del caro bollette che, diciamo, sono passati un po' in secondo piano, no? Cioè, sono stati fagocitati, insomma, dall'opinione pubblica, che si è concentrata invece su altri temi, che sono quelli dei temi internazionali, della politica, della geopolitica, del riarmo, della paura della guerra. Però poi
come avete visto, anzi come vi facciamo vedere, guardi Manenti, in questo servizio che stiamo per mandare in onda, insomma, non si sono poi arretrati di 1 millimetro questi temi del caro bollette, degli aumenti e della povertà. Nel servizio di Simona Mazzone con Francesco Gigante abbiamo sentito qualche ristoratore che è quello che vede insomma, allora facciamo così, Manenti, diciamo, voi avete la proposta di legge, adesso lo risistemiamo il servizio, Manenti, voi cosa ci dite? I numeri li avete dati voi di Confcommercio, no? Questi aumenti spropositati. Intanto ho avuto modo anche di sentire l'argomento in studio e tutto sta sempre in un discorso di monitoraggio. All'ultimo facciamo i conti sempre con la crisi, con il problema emergenziale e quant'altro. E proprio dal dato della sanità, no? Prendo spunto dalla sanità. La sanità, perché si arriva a questo? Perché manca il monitoraggio, i nuclei di valutazione aziendale, che poi sono di scelta politica e quant'altro. Così anche il discorso dell'energia elettrica. Il monitoraggio per lo Stato non c'è stato. E ci troviamo quindi a una situazione economica molto complessa, un aumento in termini percentuali molto elevati che mettono in difficoltà soltanto le imprese ma anche i consumi e di conseguenza anche il potere di acquisto delle famiglie. Nel momento in cui non si ha la possibilità di poter gestire i costi dell'impresa, è tutto un aumento, possiamo dire, una spirale inflazionista che poi si ripercuote anche per quanto riguarda il potere d'acquisto delle famiglie e quindi si arriva alla povertà. Questo è la spirale che stiamo soffrendo, quindi le politiche economiche sia dal punto di vista fiscale e energetico stanno venendo meno e quindi abbiamo un problema anche in Sicilia, così ci sono bollette che in pochi mesi sono aumentate da 5.000 a 7.000 euro in un mese. Allora, guardate il servizio che vi abbiamo annunciato prima, il servizio di Simona Mazzone con Francesco Gigante, la testimonianza dei ristoratori che vivono appunto sulla loro pelle le bollette, che sono ovviamente molto più pesanti, molto più impegnative rispetto al consumatore domestico. Guardate il servizio. In Italia abbiamo le bollette più care d'Europa. Negli ultimi 6 mesi il prezzo della materia prima nella bolletta elettrica in Italia è stato in media più caro che in Germania, Spagna e Francia. I dati parlano chiaro, nel 2024 il prezzo del gas naturale è aumentato del 20%, mentre l'energia elettrica ha visto un incremento medio del 15%. Lo sanno bene anche gli imprenditori della ristorazione, con i fornelli sempre accesi e le materie prime sui banconi. Abbiamo avuto degli aumenti del 30% più o meno sulle materie prime, diciamo, faccio così un dato così forfettario, e sul gas siamo quasi al raddoppio e un 40% sulla luce. Luce e gas di 5 anni fa, luce e gas di oggi, qual è la differenza? Io pagavo circa 500 euro mese di gas e oggi ne pago 1.000 al mese, e la luce invece pagavamo 700 euro mese, oggi ne paghiamo 1.100, 1.200, poi dipende ovviamente dai mesi più o meno forti. Ecco come Giovanni Mangano riesce ad abbattere i costi della sua struttura. Accendere questo fornello oggi costa, almeno a me costa il 40% in meno rispetto a quando ero allacciato alla rete gas, e leggermente siamo tornati indietro ai tempi di mia nonna, insomma. Come lui anche Salvo Greco, che ci racconta come è riuscito a ridurre le bollette. Non pago bollette del gas perché all'epoca, nel 2017, quando ho preso il ristorante, c'era già un impianto fatto con le classiche bombole e ho deciso di mantenerlo. Quanto spende per cucinare in un mese? Ma in un mese posso dire che spendo sulle 200 euro, poco più, poco meno. Qual è il prodotto che ha subito il maggiore aumento? Penso che sia come materie prime il pesce. Quello che realmente noi oggi abbiamo avuto un aumento allucinante è l'olio.
E l'olio del frantoio oggi siamo intorno ai 12 euro, io lo compravo prima a 6 euro al litro, quindi ho avuto il raddoppio esatto. Marco Cannizzaro non riesce a risparmiare sulle bollette, ma fortunatamente lo fa sull'affitto. Questa bottega me l'ha lasciata mio nonno, ma la cosa bella è che l'ha costruita mio nonno nel 1920 con suo padre, dove loro vivevano qua dove noi ora siamo in sala, loro facevano i maniscalchi. Abbiamo trovato un sacco di ferri di cavallo che sono tutti quanti sotterrati all'ingresso davanti alla porta, diciamo per scaramanzia, e devo dire che ha funzionato. Si è affidata alla scaramanzia contro il caro bollette, insomma, che è il tema, no? Manenti, allora, ha sentito, materie prime che costano un sacco di soldi, più che raddoppiate, bollette più care d'Europa. Io ritengo che effettivamente è vero, siamo con i costi dell'energia, sono tra i più alti d'Europa. Ma il paradosso sta nel fatto che l'aumento dell'energia, ad esempio il ristoratore, lo paga 2 volte, paga nel costo fisso, che è l'energia stessa, ma lo paga soprattutto sul rincaro dell'approvvigionamento delle materie prime. Quindi di conseguenza lo paga 2 volte. Questo che significa? Che poi il ristoratore, quindi l'attività ricettiva, non è competitiva rispetto alle altre attività di altre regioni europee. Quindi ritengo che il monitoraggio è importante sui prezzi energetici a livello europeo. La politica deve incidere e sostenere questa situazione che mette in crisi soprattutto le imprese siciliane. Mi ha colpito quello che, diciamo, per abbattere un po' i costi, trasporto, oneri, eccetera, eccetera, si è affidato direttamente alle vecchie bombole GPL, quindi ha convertito diciamo, le cucine in questo senso. Stancanelli, Di Paola, Bica, Musolino, insomma, questo è un tema, no? Soprattutto un tema della povertà, quello che ha cavalcato molto il Movimento 5 Stelle. Partiamo da Stancanelli e poi giriamo. No, io anche su questo vorrei fare una considerazione di natura politica, perché non è che le cose avvengano così per caso. E allora se noi andiamo indietro e vediamo da quando ci sono questi aumenti energetici, corrispondono all'inizio della crisi Russia-Ucraina, ed allora. E devo dire che il governo nazionale, appena si è insediato, ha dato un bel aiuto alle imprese e alle famiglie. Ma il problema oggi è evidente. Io appartengo alla tradizione nazionale per cui quando un popolo viene aggredito, una nazione viene aggredita, va difesa e deve essere, come posso dire, sanzionato, poi vediamo come, l'aggressore. E questo ci sta tutto, appartiene alla nostra cultura, appartiene anche alla mia cultura. Ma attenzione però, quando noi mettiamo le sanzioni, e ormai sono passati 3 anni, nei confronti di coloro i quali sono gli aggressori e noi li condanniamo, ma queste sanzioni valgono soltanto al contrario, cioè sono sanzioni apparentemente contro la Russia, ma in effetti contro la nostra economia. E perché non è che l'energia è aumentata perché c'è stato un decreto, l'energia è aumentata perché non possiamo più approvvigionarci dalla Russia o dai paesi vicini alla Russia. Questo cosa vuol dire? Che non abbiamo colpito la Russia perché la Russia, il PIL è aumentato del 5% in questi 3 anni. Non siamo riusciti a fare nulla e noi continuiamo a fare le sanzioni contro chi? Contro di noi. E poi paghiamo noi. Perché quando il gas lo paghiamo per 4 volte rispetto a come lo pagavamo fino a 4 anni fa, ma questa è un'evidenza. E poi io devo sentire che per trovare 1 miliardo per la PAC è la politica agricola comune, si deve discutere, riunioni, non li troviamo, non ci sono. Poi c'è io non sono persona educata, quindi non so dare una definizione. La rappresentante dell'Europa, la Callas, ha proposto di mandare immediatamente armi per 40 miliardi a Kiev quando si stanno mettendo d'accordo Putin, Trump e Zelensky. Dice un anacronistico. Ecco perché io volevo che ci fosse qua
il mio amico Nino Oddo. Ma come si può parlare di Stati Uniti d'Europa quando abbiamo personaggi che vogliono mandare le truppe oggi? Cioè, ma è chiaro che la guerra l'ha vinta la Russia. C'era Mussolini, che sono la stessa coalizione. Vabbè, glielo dico. Che ci posso fare? Che ci posso fare? Cioè, noi stiamo dicendo a una possibilità di accordo, lasciamo perdere che si risparmiano migliaia di morti al mese, tutte queste cose che forse non piacciono, ma qua c'è un problema esistenziale, cioè c'è la possibilità di fare un accordo, l'accordo si fa con tutte le parti in causa, ci mancherebbe altro. E ancora abbiamo un'Europa, volevo dirlo al mio amico Ninoddo, non ci può dire, non c'è, però lo sentirà sicuramente perché poi glielo riferiranno. Cosa dobbiamo continuare a mandare, dobbiamo incominciare a mandare le truppe oggi? Ma dico che siamo, ecco perché questa Europa non mi piace, ecco perché poi i risultati, le condizioni negative sui nostri albergatori, sui nostri ristoratori, sui nostri stipendi, sulle famiglie, l'aumento del 40% dell'energia, è una cosa, è una ritorsione, un'autoritorsione che ci facciamo noi. Allora attenzione, ragioniamo in termini concreti e cerchiamo di non innamorarci delle parole. Le parole non servono a nulla, dobbiamo essere con i fatti concreti. Bravo, lo dico anche a lei, Stanchele, l'intervento più brevi. Allora, due risposte veloci. La prima, così grazie, perché l'onorevole Stancanelli ha sostanzialmente ammesso che il governo italiano non è stato in grado di gestire non ho la situazione non ho detto questo io. Perché se dice mettiamo le sanzioni e non cambia niente e poi siamo piombati in questa crisi energetica, è quello che diciamo noi da quando è partita l'invasione dell'Ucraina, cioè che il governo sì ha dato degli aiuti, ha dato dei sostegni, da ultimo ha fatto un decreto cosiddetto bollette, ma se ci limitiamo al sostegno passivo e non abbiamo una politica energetica e non sappiamo investire sullo sviluppo e non abbiamo una politica industriale, ma da dove la dobbiamo prendere questa energia? Se noi continuiamo a dipendere sempre da fornitori terzi, perché il resto dell'Europa, la Germania soprattutto, ha costi inferiori? Perché ha la produzione, perché ci ha pensato per tempo. E allora il punto è questo: in questi 2 anni, invece di continuare a fare le schermaglie pro Ucraina, però poi un pochettino stiamo attenti a Putin, a non farlo arrabbiare, e poi vediamo Trump che cosa ci dice, perché questo stiamo facendo ultimamente, stiamo dando uno spettacolo veramente poco decoroso, avremmo dovuto incominciare a ragionare sulle politiche energetiche per tempo. Adesso è chiaro, la situazione è questa perché ci ha condotto il governo Meloni qua. La seconda cosa, questa è un'interpretazione molto soggettiva, risponderò. Renziana, direi, renziana, sì, renziana. Perché lei del resto, onorevole Stancanelli, non è che mi ha detto qual è la soluzione secondo lei, mi ha detto così, mettendo soltanto io ho posto i problemi, poi le darò anche la soluzione. Io lo attenderò con interesse e attenzione. La seconda cosa, sulla politica dei veti, sul perché della difesa comune. La difesa comune nasce, questo scatto che finalmente l'Europa si ridesta, ma noi lo diciamo già dalle europee del 2024, l'abbiamo detto, una difesa comune. Già da quando è successa l'invasione dell'Ucraina, Renzi disse mandiamo un interlocutore speciale dell'Europa per negoziare la pace. Lo disse questo per primo. Non è difesa comune, questa è diplomazia comune, ma è una cosa certo, diversa. perché da un lato ci deve essere la difesa, ma senza mai dimenticare la diplomazia, l'abbiamo sempre detto. Si è privilegiata solo la difesa, consentendo ad altri di portare avanti la diplomazia, perché l'Europa è stata assente a questo tavolo diplomatico. Voi sapete che io sono voi sapete che io sono appassionato dei dibattiti sulle politiche europee, però qui abbiamo centrato il focus su un'altra questione, cioè al telespettatore che ovviamente vede la bolletta aumentata, dice ma che mi interessa, cioè, non so, e vede tra l'altro che queste politiche pro armi generano comunque incertezze economiche. Bravo. Perché le borse sono altalenanti in questo momento, stiamo dicendo ai siciliani di mangiare armi praticamente. Ai siciliani abbiamo una risposta. Scusate, anche Confcommercio che ha dei dati. Nasce il piano Gallas quando all'indomani dei colloqui tra Trump, Vance e Zelensky, è lì che c'è uno scatto in avanti da parte dell'Europa a dire aspetta un attimo, forse dobbiamo recuperare una centralità anche nella nostra posizione. Nessuno sta immaginando il men che mai noi di mandare l'esercito in Ucraina, l'esercito italiano in Ucraina. Il ministro Crosetto è stato all'amico della Confcommercio volevo dare all'amico della Confcommercio prima di un intervento proprio velocissimo. Il governo regionale, quindi il presidente Schifani con l'assessore Tamaio, avevano fatto una misura che era il bonus energia. Non so se il presidente di Confcommercio conosce questa misura. Questa misura è rimasta sospesa
a proposito poi dice ma che cosa dobbiamo mangiare? Poi, perché tutto aumenta, tranne gli stipendi, perché poi gli stipendi siciliani rimangono sempre quelli, anzi diminuiscono. Questa misura con 11 milioni di euro, quindi la regione siciliana doveva mettere 11 milioni di euro per dare ristoro a 400 aziende che ad oggi aspettano. Io questa mattina ho ricevuto ulteriori telefonate da parte di imprenditori. Questo bando è sospeso perché? Perché fondamentalmente il presidente Schifani non ha trovato questi 11 milioni di euro, che non è una grossa cifra rispetto a tutto quello che passa, diciamo, alla regione, e si poteva dare ristoro alle varie imprese. Ma e sai perché questa cosa non è stata trovata? Perché però Schifani ha trovato i bruscolini 30 milioni di euro per il reddito di povertà, che è uno scimmiottamento del reddito di cittadinanza, che dava 1 miliardo di euro alla Sicilia, che spendevano nei ristoranti, nei supermercati. Anche da parte di Sant'Egidio. Ma io credo che Schifani è andato contro la Meloni, quindi contro Fratelli d'Italia, dicendo guardate che qui la Sicilia ha bisogno di questa misura, perché c'è una povertà dilagante e c'è bisogno di una misura, chiamiamola come vogliamo, chiamiamola reddito di povertà, reddito di cittadinanza, reddito di solidarietà, come la vogliamo chiamare la chiamiamo, ma oggi in Sicilia manca 1 miliardo di euro che fino a qualche anno fa veniva speso qui, e quei 30 milioni di euro che addirittura Schifani dice di mettere una tandem significa per i siciliani solo quest'anno, cioè significa solo quest'anno e finiamo. Quei 30 milioni di euro, se ci fosse stata una visione, 11 milioni di euro potevano essere messi per le aziende in maniera tale da andare ad abbattere i costi dell'energia. Era una soluzione? Sicuramente era una soluzione tampone, perché poi il resto delle soluzioni ovviamente doveva essere quella di diversificare l'approvvigionamento energetico, ahimè. Chi doveva intervenire? Biga, lei quando vuole deve, perché a Trapani costa meno la vita, no? No, voglio intervenire. Guarda, mi dispiace che non ho ascoltato bene l'intervento dei collegamenti, non riesco a sentire bene, però sento bene quello che dite in studio. Però ho compreso benissimo l'argomento, ovviamente. Guardate, quello che oggi paghiamo nella politica energetica è proprio quella mancanza di visione di un progetto che adesso finalmente col governo Meloni si sta portando avanti. Il piano Mattei, l'hub energetico della Sicilia, soprattutto il fatto che noi per anni, noi italiani, non siamo stati favorevoli al nucleare, non comprendendo che è l'energia in assoluto più economica e più pulita che esiste al mondo, e che oggi per fortuna le tecnologie che ci sono molto avanzate garantiscono anche da eventuali pericoli che vengono scimmiottati a destra e manca. Tra l'altro anche con stupidità, se mi consentite, perché poi l'Italia compra energia dalla vicina Francia che ha le centrali nucleari, quindi noi abbiamo la centrale nucleare sotto l'uscio di casa, però non la vogliamo dentro, e chiaramente quando non c'è una politica energetica, non c'è stata una politica energetica adeguata e soprattutto non si è guardato con rigore scientifico e non con aspetti morali ad alcuni argomenti importanti come quello del nucleare, oggi ci troviamo ovviamente nella difficoltà di non avere diversificato l'energia e essendo dipendenti molto dalla Russia, però le batoste che sono arrivate. Però il governo Meloni ha già dimostrato che al riguardo ha una visione che sta disegnando un progetto energetico importante per l'Italia e in particolare per la Sicilia, quindi abbiamo buone prospettive. Ovviamente ci vuole molto tempo perché questo si possa realizzare. Mentre disegnano le aziende falliscono, io questo è quello che gli vorrei aggiungere che ci sono sulle aziende possiamo dare gli aiuti tampone, quello che già ha fatto lo Stato, quello che può fare la Regione, giusto? Ma se vogliamo risolvere il problema dobbiamo dare soluzioni tampone alle aziende per farle soffrire meno, ma poi dobbiamo fare soluzioni energetiche qualificate per il nostro territorio. Vorrei aggiungere che ci sono almeno 3 tavoli di vertenze. Marenti. No, dicevo che ci vuole una riforma del mercato energetico anche a livello europeo, cosa che non è stata fatta, quindi evitare le speculazioni. Il discorso del bonus ne abbiamo visti tantissimo dal Covid, ci insegna, però sono delle riforme, sono dei bonus tampone che soltanto servono ad un'emergenza. L'emergenza non la possiamo vivere,
giorno, quindi di conseguenza manca... Chiarissimo lo scenario, diciamo, Bica dice bisogna impostare delle politiche energetiche diverse, diciamo strutturali, e non vivere di misura a tampone, la stessa cosa che non dice. Non perdiamo di vista ovviamente la palla sul campo di gioco, perché in Sicilia ci sono almeno 3 vertenze molto grosse relative alla, diciamo, alla capacità produttiva della Sicilia. Una è la Blue Tech di Termini Imerese, non si sa che cosa farà, che cosa non farà, punto interrogativo, però è già stata assegnata l'area, quindi a breve scadrà la cassa integrazione per i dipendenti che ancora fanno parte e che dovranno essere impiegati, e nessuno sa che cosa dovranno fare. Ma questo però non aiuta le bollette, cioè la politica industriale non aiuta. ST Microelectronics, un colosso che riceve tra PNRR e CHIPS Act. Ma qui siamo sull'ambito lavoro, sulle bollette, no, cioè la risposta la vogliono in Sicilia sulle bollette. Non c'è capacità di acquisto, se non c'è capacità di acquisto è chiaro che si innesca un meccanismo che è sempre più deteriore, è una spirale negativa, e anche là c'è un tavolo di cui si devono occupare Schifani e Tamaio. Non parliamo poi del polo energetico di Siracusa e Priolo, anche lì grande incognita, cosa faranno, cosa non faranno. E allora se noi non ci occupiamo dei problemi di casa nostra, è inutile che poi l'onorevole Bica mi dice la Meloni ha un piano chiaro col piano Mattei, ma questo piano Mattei finora al Parlamento è un piano di grandi promesse, di grandi aspettative, però non ha misure concrete. Noi ancora, alla prova dei fatti, che cos'è questo piano Mattei non lo sa nessuno. Da ultimo ho visto anche che è stato tirato in ballo pure il centro di cardiochirurgia pediatrico del Mediterraneo di Taormina, che entrerebbe a far parte di questo piano Mattei e sarebbe dislocato o forse a Catania o forse a Palermo, ma stiamo parlando sempre di intenzioni. Ma dove sono le risorse? Ma dove sono... Giustamente cosa c'entra con le bollette? Ma non c'entra con le bollette, c'entra perché noi siamo nelle promesse. Che è un disegno. Questo piano Mattei è un disegno, non ha una risorsa. Dobbiamo andare alla pubblicità, non è Mussolini, senatrice Mussolini, dobbiamo andare alla pubblicità. Anche avvocato. Perché viene fuori la natura di avvocato. Allora ci fermiamo pubblicità, e poi io prima di andare in pubblicità però dico una cosa all'onorevole Stancanelli, che rappresenta la Lega in questa platea. Lo sa che ci sono i ristoratori che si lamentano anche con la Lega? Cioè proprio specificatamente con la Lega. Non lo sapevo, ci mancherebbe altro. Adesso dopo la pubblicità le faccio vedere anche perché. Rientriamo, nel frattempo il dibattito si è spostato ovviamente sulle politiche energetiche, sulla riconversione delle industrie, come stanno facendo, diceva fuori onda Stancanelli, in Germania e in Francia. Stancanelli, allora le faccio questa piccola provocazione, non a lei ma allaLega, so che lei insomma... accetto la provocazione da una vita, quindi perfetto. No, però è un tema, allora la facciamo. Quelle sue sono simpatiche. No, questa è simpatica davvero. Guardate di che cosa si lamentano i ristoratori, diciamo di tutta Italia, perché abbiamo sentito un rappresentante di una nuova associazione diciamo di categoria, soprattutto dei locali notturni. Guardate, di questo servizio di Simona Mazzone, sempre con Francesco Gigante. Su 20.000 ristoratori italiani il 59% ha subito un evidente calo nella vendita di alcolici, che si è tradotto in un'importante diminuzione del fatturato con le norme del nuovo codice della strada che hanno messo in agitazione il consumatore. A lanciare l'allarme dopo un sondaggio realizzato da Pienissimo è l'ideatore della piattaforma, Giuliano Lanzetti, imprenditore romagnolo, che interviene con una provocatoria proposta di legge. Giustissimo non incentivare l'alcol, soprattutto chi guida in stato d'ebbrezza, ma è diverso invece bloccarsi, non consumare più, addirittura non andare più nei ristoranti. Lanzetti ha infatti redatto una bozza di proposta di legge da sottoporre ai ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, con l'intento di garantire la sicurezza stradale senza arrecare danno economico al settore della ristorazione e dell'intrattenimento, incentivando soluzioni di trasporto sicure e accessibili per i clienti.
penso che sia giusto che una persona che lavora 5 o 6 giorni a settimana una sera possa anche andare a svagarsi. Navette gratuite, liberalizzazione degli Uber e incentivi per la sostenibilità, i punti cardine della proposta. Garantire la possibilità ai titolari di poter dare dei servizi gratuiti, quindi senza andare a impattare con quello che è il trasporto regolare delle persone, ma chi vuole potrà magari organizzare solo su richiesta un trasporto esclusivamente gratuito per andare a prendere quel cliente o per riaccompagnarlo a casa. Il secondo è introdurre sicuramente delle app, quindi delle possibilità di prenotazione digitale di quello che è un qualcosa che crea anche posti di lavoro. Beh, è un tema, no? Cioè, questi ce l'hanno col nuovo codice della strada di Salvini, perché è inasprito le pene, quindi hanno paura i loro clienti di bere anche una bottiglia di vino al ristorante e quindi crollano i fatturati. Quindi non solo le bollette, non solo il caro vita, non solo la riduzione dei clienti, ma anche il minor consumo, insomma, è una situazione, diciamo, ora al di là dell'aspetto, diciamo, a me viene da sorridere simpatica, perché anche quel signore che ha parlato ha detto delle cose sensatissime. Cioè lui riconosce il pericolo di mettersi alla guida dopo aver bevuto molto, perché io bevo il vino, lo bevo, ma mi metto alla guida lo stesso, quindi sono tranquillo. E lui ha posto dei problemi seri, ha detto: se noi creiamo dei servizi e noi offriamo, li mandiamo a prendere, poi magari li accompagniamo a casa ubriachi, perché sottofondo c'era anche questo. Questo lo dice, non l'ha ci detto, pensiamo, l'ha detto. Se non sono in condizione di guidare vuol dire che hanno superato. Allora io sono d'accordo con questa proposta di legge, perché è una proposta che va incontro a quali sono le esigenze della sicurezza dei cittadini. Se in questi primi 4-5 mesi, ma questo non è un problema ideologico di partito, io penso che questo sia un problema di buonsenso, se salviamo la vita dei nostri figli, se riusciamo a salvarla anche con regole un po' più precise, non penso che ci sia qualcosa di male. Quindi io accetto la provocazione e se dipendesse da me, non sono parlamentare nazionale quindi non posso votarla quella norma, se dovesse da me sarei d'accordo a mettere a carico dei gestori l'Uber e quello che sarà per essere. A carico dei gestori. Ha detto la parolina magica. Ma l'ha detto lui. Manetti, ha sentito questi gestori? Veramente, è vero questo? Ho sentito benissimo, ma non l'ho detto io, dottore Manetti, l'ha detto lui l'intervistato. Io non mi permetterei di mettere ulteriori cariche a favore. Dico, i suoi diciamo, come si dice, iscritti, affiliati, le lamentano anche questo problema. Ma già, allora, è un modello che a livello internazionale esiste, anche perché sono dei servizi aggiuntivi alla ristorazione. Certamente nasce da una legge che c'è stata, ma nello stesso tempo abbiamo avuto una diminuzione, possiamo dire, nella ristorazione. Questo è la logica della sicurezza. Però ritengo che la scelta della sicurezza inizia da noi sappiamo che se dobbiamo andare in un ristorante noi ci dobbiamo mettere alla guida e non dobbiamo esagerare. Quindi fa bene anche alla salute non esagerare. Fa bene anche alla salute. No, diceva riusciamo a creare nuovi posti di lavoro. È un servizio che può creare posti di lavoro e che un ristorante o un'attività ricettiva può mettere a disposizione e che quindi si innesca questo meccanismo. D'altra parte non è dell'acqua calda. Io a tal proposito, se mi permette, vorrei dire una cosa. La cosa grave invece che succede in Europa è il Nutri-Score, che tutti sapete cos'è. Cioè l'Europa ha stabilito un semaforo per cui certi cibi, vedi caso quelli italiani, il parmigiano, il prosciutto, l'olio d'oliva, il vino, fanno male. Addirittura in Irlanda hanno preteso che nel vino ci fosse scritto nuoce gravemente alla salute, come per le sigarette. Cioè l'Europa in queste cose è estremista, non ho visto nessuno lamentarsi. Le battaglie che abbiamo fatto contro il Nutri-Score a Strasburgo e a Bruxelles è enorme, perché loro dicono che il parmigiano fa male, ma tutto fa male. Se io mangio anche la pizza fa male, ma il parmigiano, 2 kg di parmigiano o l'olio d'oliva o un litro di olio d'oliva, sapete cosa succede? Sentite, quindi, siamo quasi in conclusione. Io voglio sapere voi che ne pensate dell'uscita di Giorgia Meloni proprio su questa questione dell'Europa. Ventotene, sentiamolo. Il messaggio che volevo mandare, il messaggio che in realtà volevo raccogliere e capire qual è il messaggio che si vuole dare quando si distribuisce quel testo sabato scorso.
A me sembra abbastanza semplice ed è un tema politico. Perché? Perché io ritengo che, diciamo, l'essenza di alcuni passaggi che ho letto di quel manifesto, e cioè che il popolo fondamentalmente non è in grado di autodeterminarsi e che quindi va educato e non ascoltato, sia purtroppo abbastanza strutturata nella sinistra anche di oggi, e ne abbiamo avuti moltissimi esempi. Voglio dire, io ricordo dei straordinari editoriali di Eugenio Scalfari dove ci spiegava che l'unica forma di democrazia è l'oligarchia. È un concetto che io non condivido e quindi leggo per chiedere alla sinistra, nel momento in cui si distribuisce oggi quel testo, qual è il messaggio che vuole dare, perché io non condivido quel messaggio. E questo è Giorgia Meloni, Stancarelli, Di Paola che fa la faccia e la mano, scusate, questo gesto. Scusate, io sottoscrivo pienamente quello che ha detto il Presidente del Consiglio. Ragazzi, noi parliamo di Ventotene da 80 anni, tutti parlano di Ventotene, nessuno ha letto quel manifesto di Ventotene. Io l'avevo letto perché io normalmente leggo, cerco di capire qualcosa in più. Là c'è detto espressamente che il popolo non conta nulla, che ci sono gli ottimati, che sarebbero loro poi, che devono decidere tutto. C'è scritto, ragazzi, ma di cosa ci preoccupiamo? E hanno fatto la manifestazione l'altro giorno portando il manifesto di Ventotene. Se poi c'è una persona che studia e legge e glielo dice, si sono tutti allarmati. Oggi ho saputo, ho visto in televisione che tutti i leader del centro-sinistra, non so se ce l'avete anche voi, sono andati alla tomba di Spinelli perché era stato offeso, perché è stato ripetuto quello che lui aveva detto. Ragazzi, dico, l'Italia purtroppo si nutre di queste polemiche inutili. La Meloni ha detto quella che è la verità. Ventotene è un manifesto antidemocratico, quindi il fatto che sia stato fatto durante il fascismo me ne frego, è stato scritto Biga si è ringalluzzito, me ne frego. Appena visto la Meloni si è ringalluzzito. Ma chi? Biga. Ti dico che è una persona intelligente, figa, la pensa come me in proposito e quindi si è messo a sorridere, certo. Luca, ti dico chiaramente, ma di che stiamo parlando? Appunto, bravo, di che stiamo parlando? Il 5 aprile scendiamo in piazza anche per questo e ci saranno a Roma tantissimi siciliani, perché di fatto Giorgia Meloni, che è un'abilissima comunicatrice, ha spostato l'attenzione sugli 800 miliardi di euro che oggi l'Europa, compresa la Meloni che ha votato favorevolmente, verranno investiti sulle armi. È in Italia quello che accadrà, che verrà tagliata sanità, verrà tagliato soldi per il lavoro, per le infrastrutture, e questo l'abilità di Giorgia Meloni. Gli faccio i complimenti perché è stata bravissima. In questi giorni si sta parlando di Ventotene, di questo manifesto di Ventotene, e non si parla dei miliardi di euro che l'Italia dovrà spostare sulle armi, e li dovrà spostare dalla sanità, dalle infrastrutture, dal lavoro, dal welfare. Questo è una battuta vorrei che l'onorevole, e il 5 aprile saremo in piazza a Roma e inviteremo pure vorrei che mi si desse Raffaele atto. Stancarelli, perché so che la pensa come noi su io la cosa. penso in questo, ma io ho votato al Parlamento europeo contro quella proposta del riarmo, perché l'ho detto poco fa, è una cosa assurda pensare che l'Europa si riarma 800 miliardi, mancano i soldi per la sanità, per l'agricoltura, per la pesca, 800 miliardi, perché? Perché la von der Leyen, che io non ho votato per essere chiari, neanche noi l'avremmo votato, ma l'avete votato? No, l'avete più, non l'avesse votato perché non vedete. L'avevamo detto, lo so che non ci siete, ma spiritualmente l'avesse votata. Ma sapete perché? Ma sapete perché? Ma non piazza il 5 aprile con loro, il 5 aprile con loro. Sapete perché? Ma sapete perché la von der Leyen? Non pensate che sia pazza. La von der Leyen risponde agli ordini dei tedeschi e dei francesi, i quali, siccome sono in crisi assoluta per quanto riguarda l'automotive, cioè le automobili, per quell'altra follia del Green Deal, che tutto deve essere elettrico, senza dimenticando che per essere elettrico ci vogliono le batterie le producono in Cina, quindi l'inquinamento lo fanno in Cina, non che lo facciamo noi. Cosa è successo? Che l'industria automobilistica francese e tedesca sono in crisi, allora cosa possono fare? Sono inventati le armi e si stanno riconvertendo. Questa è la verità. Chi paga? Gli italiani. Paga gli italiani. I 5.000 cassaintegrati dell'ST sono collegati a questo. E la Meloni nel suo intervento alla Camera non ha mai parlato di riarmo, non ha mai parlato di riarmo. Gli interventi in Bruxelles sono di un minuto, quindi poi viene qua e fa l'intervento dell'onorevole Stancarelli. La Meloni si conferma un abile influencer, ha preso il tema, l'ha tirato fuori, ha distolto l'attenzione dal dibattito, ha votato e ha ragione, è un abile influencer. Che cosa c'entrava il manifesto
di Ventotene, con tutto il Come che ragionamento c'entrava? che ha fatto Esatto, lui. Che cosa c'entrava? Ma la manifestazione è stata c'entra- fatta col ma non manifesto c'entrava di niente Ventotene. No, voglio dire, lei Io ci sul volevo dibattito andare, della poi Camera non ci sono tira fuori la questione, la polemica sul manifesto di Ventotene, e che cosa ottiene? Che tutta la Camera si indigna sulle sue parole e il dibattito improvvisamente si sfuma e si disperde. No, non è una fesseria, è lo spirito europeista. Poi ogni testo va contestualizzato dove è stato scritto, da chi è stato scritto, in quale epoca storica è stato scritto. E allora su l'arte della guerra, quando viene citato da tutti gli ideologi politici, allora ogni testo va contestualizzato. Tanti esponenti della destra, devo rispondere. E voi citate i testi come volete voi. Scusami, a tanti esponenti della destra è stato rimproverato una frase che hanno detto 70 anni fa e gli è stato rimproverato. Invece se ma tu me ne potrei dire un male, ma Almirante, poveretto, che era un grande leader della destra, è stato criminalizzato perché 70 anni prima aveva detto una frase. Invece qua dobbiamo contestualizzare cosa hanno detto Spinelli o altri, perché loro volevano la dittatura, volevano gli ottimati che governavano, il popolo non conta nulla, però siccome l'hanno detto nel 41 non vale. Ma ragazzi, delle condizioni di questi che lo hanno scritto, che erano al confine, e immaginavano un futuro che ovviamente era il frutto anche di quello che era la realtà in quel momento. Era la realtà storica di quel periodo. Il 5 aprile ci vediamo in piazza. Che bello. Gianluca Manenti, presidente di Commercio Sicilia. Arrivederci Manenti. A Ragusa si sta bene, aumenta i prezzi, ma tanto non gliene frega. No, scherziamo, no? A Ragusa si sta bene. A Trapani saluto Giuseppe Biga, l'onorevole Giuseppe Biga di Fratelli d'Italia, deputato regionale. Grazie Biga per essere stato con noi. Si stava godendo la Meloni in tutta pace, era là che sorrideva, bravo Biga. Lui sorrideva perché sentiva parlare bene ed è d'accordo con me. Assolutamente sì, Raffaele. Vabbè. Saluto l'onorevole Raffaele Stancanelli, europarlamentare della Lega, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola. Grazie. 5 con Stancanelli in piazza, con Stancanelli in piazza. Piazza con le 5 Stelle. Mai dire mai. Saluto la senatrice Daphne Musolino di Italia Viva, che ha letto il libro Ho letto tante cose. Ma l'ultimo ha letto anche il manifesto di Ventotene. Non da leggere. Era su tutti i giornali. Allora, grazie anche a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Prossima settimana di nuovo qui nel fine settimana, ovviamente con il punto su Telecom e poi su Antena Sicilia. Grazie per averci seguito, buon fine settimana a tutti.